Bene, accelero un pochino, come ben sapete, ciò che sono le varie sigle, perché devo dare, attenzione, stavo già sbagliando con la grafica, il benvenuto a Giovanni Amato, anche lui sottufficiale Comitato Vittime del Venda. Proseguiamo il discorso, sappiate che però adesso ci addentriamo in ciò che è la fase legale, la storia legale di questa tragedia, mi viene da dire. Certo. Prego, grazie di essere qua. Grazie a voi che ci date questa Per opportunità, noi è dovere. perché mantenere viva l'attenzione sulla questione del Venda credo che sia ormai diventato un po' da parte nostra un dovere innanzitutto, Esatto. nel rispetto proprio di quelli che ci hanno lasciato e di quelli che sono ancora ammalati. Ma Quindi soprattutto per dobbiamo noi farlo. cittadini, E per anche per ringraziare, i cittadini, sì. ringraziare chi comunque ha Sì. fatto quello che ha fatto per noi, perché le Ecco. forze armate sono lì proprio anche Certo. per tutela nostra. Ecco, e proprio per questo volevo fare un breve commento proprio su questa riflessione che lei stesso sta facendo. Quando io mi sono arruolato nel 68 in aeronautica, ho fatto un giuramento, poi ne ho fatto un altro quando sono arrivato al Venda e ne ho fatto un altro ancora quando sono passato in servizio permanente, quindi sempre con la stessa formula. E tutte le volte dentro di me c'era quella sensazione, l'orgoglio proprio di essere militare e dire in qualsiasi momento io potrò dare anche la vita per il mio paese. Quindi, però la se intendevo come do la vita perché sono in guerra, oppure do la vita perché vado in missione di pace e mi succede qualcosa. Mai, mai avrei immaginato di versare delle lacrime su dei miei colleghi che sono morti perché inconsapevoli di lavorare in un ambiente che era fortemente contaminato dal radon, ma anche da altre sostanze. Quindi un nemico subdolo che non erano, Ecco, che ne questo. so, i classici Ecco. che noi in televisione poi spesso vediamo. Certo, e peggio ancora sapere, oppure pensare, che qualcuno sapesse di tutto questo E stesse zitto. e è stato zitto per disciplina militare, per motivi di carriera, non so per quale motivo, o soltanto per mentalità. Ecco, diciamo solo per mentalità, probabilmente. Mentalità, perché chi l'ha preceduta, quindi sto parlando di Aldo Nencini, prima ha detto ma sei un militare, questo commento a me ha colpito, sei un militare che cosa vuoi? Hai scelto comunque di Certo. immolarti alla fin fine, come stava dicendo anche Ecco, lei. l'altra riflessione che vorrei fare è questa. Io la settimana scorsa ho provato una grandissima gioia. Una gioia nel sapere che un collega che alla visita medica era stato trovato probabilmente positivo a un tumore ai polmoni e poi dopo la cosa si è risolta invece per fortuna negativamente. Questa gioia però proprio l'altro ieri mi è stata proprio soffocata da un altro fatto, perché un altro collega la settimana scorsa è andato a fare quelle visite di cui parlava Lorenzi prima e purtroppo, devo dire purtroppo, è stato trovato veramente positivo. Quindi parliamo di una persona che ha lavorato anche circa 30 anni al Venda e che si va ad aggiungere a quella lista di ammalati che abbiamo avuto in tutti questi anni. Amato, lei di che cosa si occupava all'interno Allora, della base? io al Venda mi sono occupato nei primi anni, facevo parte della difesa aerea territoriale, quindi ho lavorato anche in galleria. Per fortuna, devo dire, per pochi anni. Per noi che non abbiamo vissuto il Venda, c'era una galleria Esatto. che è Allora, fulcro appunto parliamo di un locale scavato malattie, nella roccia del Monte Venda, a circa 300 metri, si sviluppava in vari corridoi o cunicoli, come li vogliamo chiamare. In questi cunicoli venivano ubicati varie sezioni. sì, varie stanze, uffici, Ecco, diciamo. ecco, chiamiamole proprio stanze, perché ieri nel corso dell'udienza sono state chiamate proprio stanze e uno dei legali ha parlato di due stanze in particolare dove operavano in una 9 operatori, in un'altra 7 operatori. Ecco, nella prima dove lavoravano questi 9 operatori, 7 sono morti per malattie cancerogene. Io quello che voglio ricordare è che questa era una base all'interno di una montagna ed era, tra virgolette, oggigiorno non diremmo più questo termine, all'epoca l'eccellenza assoluta, perché era anti-atomica, quindi era veramente un bunker protettissimo. Mica tanto, perché il problema arrivava poi dal sottosuolo. Certo. Quindi mi hanno spiegato che non c'era un sistema di areazione, non c'era un sistema che avrebbe potuto, sia di pavimentazione che strutturale, difendere logicamente le persone all'interno, perché so che mi avete spiegato durante appunto ciò che è stato
vissuto in questi giorni, avete posto la domanda, ma come si sarebbe dovuta costruire in realtà questa base? E Sì, gli stessi periti che sono stati incaricati dalla Procura, a una domanda posta proprio da uno dei legali, hanno risposto sì, effettivamente non bastava quel tipo di coimbedazione che era stata fatta, ma ci voleva ben altro materiale per ridurre il più possibile la presenza di radon all'interno dei locali. Ecco, devo dire che quali sono state le impressioni che io, ma anche i miei colleghi, hanno avuto ieri nel corso dell'udienza? Primo, devo dire che da più parti ho avuto la sensazione che si vada veramente in cerca della verità. Quindi finalmente, ognuno a modo suo, però diciamo si va in cerca della verità. Ognuno sta cercando di trovare un modo per venirne fuori. Ecco. D'altra parte non si riesce a capire come un'inchiesta ormai nata quasi 10 anni fa ancora vada avanti così e addirittura in certi momenti sta facendo una retromarcia la tremenda, risposta io ce l'ho, devo dire. perché siamo in Italia. Punto. Ma io però in questo sistema, devo dire, ci credo ancora. Ma lei è ottimista, ma le famiglie, ad esempio, ampio discorso, di Ustica e di Sì. tante altre stragi di Stato, non voglio opinare su questo, forse sono meno ottimiste. Certo, noi la stiamo vivendo di persona, ma la stiamo vivendo anche con, devo dire, con grande fiducia, perché finora noi come Unione Nazionale Sottufficiali, che abbiamo raccolto praticamente i problemi veri delle famiglie che sono state colpite, in qualche modo devo dire che all'interno delle istituzioni politiche, ma anche delle stesse istituzioni ministeriali, militari, abbiamo trovato un minimo di aiuto. È un desiderio di chiarezza, L'abbiamo finalmente. trovato, quindi un minimo di sollievo c'è stato e spero che ci sia ancora perché la cosa non è finita lì. Mentre, devo dire, siamo rimasti un po' ieri nell'ascoltare la relazione dei 3 periti, ma anche il dibattito che c'è stato, siamo rimasti un po' delusi perché da una parte abbiamo capito che ai periti è stato dato poco tempo e probabilmente non tutte le opportunità per fare una verifica più completa. Lo vede che da una Ad parte... esempio, i periti si sono basati su quelli che erano i fascicoli, chiamiamole le carte che erano presenti lì in procura. Noi auspicavamo invece che i periti avessero potuto avere l'opportunità di fare un sopralluogo al Venda e rendersi conto proprio di persone di quello che era l'ambiente dove queste persone hanno lavorato per tanti anni. Avremmo per esempio gradito che i periti avessero potuto avere l'opportunità di parlare con, non li voglio chiamare testimoni, ma con gente che ha lavorato dentro al Venda per far capire esattamente quali erano le condizioni lavorative, come si svolgeva il lavoro là dentro, in quali condizioni. Allora forse nella perizia ci poteva essere un riferimento chiaro, più preciso anche alle altre patologie tumorali che si sono sviluppate. Nella nostra ricerca noi abbiamo esaminato vari casi, siamo arrivati a una settantina di nominativi di persone che hanno lavorato e che poi dopo sono morte. Noi pensavamo sono morte per cause varie e invece no, di tutti quanti questi la maggior parte, quindi quasi tutti, quindi uno è morto per incidente stradale, uno è morto per infarto, tutti quanti gli altri per tumori. Di questi l'80% sono tumori ai polmoni, però ci sono anche gli altri. Ci sono anche altre patologie tumorali, ai reni, alla vescica, al cervello. E allora il dato interessante che è venuto fuori ieri, che probabilmente finalmente da questa inchiesta, da questo dibattimento, certi dati possono diventare utili per la scienza, certo. per dire state attenti, il radon non può colpire soltanto i polmoni, ma colpisce anche gli altri certo. organi, perché la scienza si basa su delle statistiche in effetti. Siccome per la maggior parte sono i casi relativi ai tumori dei polmoni, è allora soltanto questo. Quello. Ma se noi alla scienza diciamo che su una popolazione di tot, però c'erano... su una comunità,
ci sono stati Questo, l'80% quest'altro. di casi che riguardano Capisco. anche altri tumori, probabilmente la scienza comincia a Ha più ragionarci possibilità, sopra. Ecco, certo. certo, Giovanni, la interrompo soltanto un istante perché certo. sentiamo purtroppo un'altra testimonianza raccolta dai colleghi di un familiare. Sempre così, lui faceva. Poi ho detto, ma devi fare dei controlli, vedere cosa dipende, ma non è niente, un po' di raucedine, così invece poi si è sviluppato una gran brutta male. Quindi colpetti di tosse, non è niente, non è niente, non è niente, e poi invece adesso Esatto. non c'è più purtroppo. Ecco, questo è uno dei casi di cui si è parlato proprio ieri. E l'altro, quando uno dei legali faceva riferimento a queste due stanze dove si sono verificate, che poi non sono solo quelle due stanze, lui ha preso ad esempio perché solo quelle due, però Giovanni poi... mi ha raccontato addirittura che c'erano dei VAM, che è la vigilanza Sì. armata dell'aeronautica militare, che presiede insomma tutti i punti un po' nevralgici, e loro erano a distanza proprio dove c'era questo famoso Sì, tunnel, questa ma galleria, noi come... morti tutti e tre purtroppo. Certo, no, sono ammalati, Ammalati. gravemente ammalati. Ma io spero che ce la Noi facciano. come UNSI dobbiamo sempre ringraziare tutti quanti quelli che ci hanno dato una mano a diffondere proprio questa problematica, perché grazie alla stampa, grazie alle televisioni che ci hanno un po' aiutato, il messaggio è arrivato anche fuori del Veneto, anche in altre regioni. E da queste altre regioni sono arrivate queste informazioni, queste richieste di aiuto, anche di militari di leva che hanno fatto servizio al Venda. Cosa abbiamo scoperto? Che di questi tre casi che si sono... Sì. Uno, ad esempio, è qui vicino a noi, abita a Ospedaletto Euganeo, per dire. Poi sono degli altri, però tutti quanti erano avieri VAM che facevano servizio all'ingresso della galleria, quindi all'interno. Quindi questi hanno fatto i loro 12 mesi all'interno dell'ingresso della sede protetta, quindi non fuori ma dentro, e si sono ammalati tutti e tre della stessa malattia. Quindi questi facevano i loro turni. Che poi mi avete anche insegnato che era un vanto riuscire ad Certo. arrivare a un grado di sicurezza così, Sì, giusto? perché Perché è erano una base quelli segreta. che avevano il massimo del nulla oso di segretezza, si chiama, mentre gli altri VAM che ne avevano un po' di livello inferiore montavano al corpo di guardia oppure addirittura in base logistica. Questi erano i meglio, diciamo. Come ecco. siete partiti però per realizzare appunto il comitato vittime del Venda e soprattutto come vi siete mossi all'inizio contro un muro di gomma? Ma noi abbiamo cominciato come Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, come UNSI abbiamo fatto un lungo percorso. Poi dopo abbiamo pensato che, visto che c'era in corso questa inchiesta e che andava avanti ancora, vogliamo costituire un comitato. Questo comitato è stato costituito e devo dire che non è un comitatino, ma è un comitatone perché... È in tutte le regioni ho visto. Solo Varie qui regioni, abbiamo esatto. oltre 120 nominativi. E, il comitato ha uno scopo ben preciso, anzi ne ha diversi, ma quello è quello di aiutare le famiglie che sono state colpite, di insistere presso le amministrazioni della difesa e presso le istituzioni politiche perché si continui il monitoraggio sanitario sul personale che ha fatto servizio al Venda e che è ancora in servizio e su quello che ha fatto in servizio al Venda e che adesso è in congedo. Perché senza questo monitoraggio comunque uno si dovrebbe pagare le proprie visite personalmente, privatamente. Ma probabilmente non c'è nessun medico di base che le prescriverebbe, tanto per essere chiari. Quindi qui c'è un protocollo che va osservato, che va seguito e non si può uscire fuori da questo ambito. L'altra motivazione che ci ha spinto, perché un comitato formato di persone che ha lavorato al Monte Venda, conosce la storia del Venda, conosce soprattutto la storia del lavoro del Venda, sicuramente può essere utile alla magistratura, può essere utile alla nostra amministrazione per ricercare altri dati e soprattutto, come dicevo prima, è utile alle famiglie perché è un punto di riferimento per qualsiasi cosa. Ecco. Noi non dobbiamo dimenticare che verso i colleghi che non ci sono più, non è che ci siamo limitati soltanto ad aiutare la famiglia per le parti burocratiche, no. Noi abbiamo fatto anche opera di assistenza vera e propria, anche in ospedale.
Per dire, quindi... perché comunque quando si fa il militare è una famiglia. Io volevo mandare un ultimo contributo, sempre appoggiandolo all'orecchio, perché mi ha colpito però un certo tipo di indennità. Ne parliamo proprio velocemente perché siamo in chiusura e poi passiamo a capire di cosa si tratta parlando del gas radon. La malattia è nata nel 92, aveva leggermente febbre, male alle giunture e poi si è scoperto che aveva un linfoma. Cioè rispetto a tutti gli altri lui aveva un linfoma. Cioè, poi ho scoperto che praticamente mi hanno bocciato una causa di servizio dove mi avevano detto che la sua malattia era dovuta soltanto se lui fosse stato a contatto con radiazioni, e ho scoperto che ogni 3 mesi prendevano un'indennità di rischio per radiazioni, per fattori ionizzanti. Quindi gliel'avevano detto, insomma, la malattia in teoria non dipendeva dalla base, sarebbe dipesa dalle radiazioni, cosa che poi... 8 anni fa, quando la procura ha aperto l'inchiesta, che praticamente loro prendevano un'indennità di rischio per fattori ionizzanti, però io all'epoca, la morte di mio marito, non lo sapevo. In sintesi, cos'è questa cosa? Cioè, allora, pazzesco, questa è la insomma. vedova di un carissimo collega. Sì. Devo spendere giusto due parole su questo. Quando il collega si è ammalato, immediatamente ha presentato la richiesta per il riconoscimento della causa di servizio. Che è anche questo che cercate di ottenere per tutti. La risposta qual è stata? È stata praticamente in un telegramma, che noi conserviamo ancora, dove, adesso non sto lì a dire le parole esatte, però più o meno si dice che lui, che quella malattia non poteva essere collegata all'ambiente di lavoro, perché l'ambiente dove lui lavorava era un ambiente salubre. Hanno scritto questo nel telegramma. Noi come associazione abbiamo convinto la signora e l'abbiamo aiutata invece, perché abbiamo fatto una grossa ricerca su questo, a ripresentare una domanda di riesame. Ecco, la risposta è stata completamente diversa. Perché... Che poi era una di quelle famose stanze, non è che c'aveva la villa al mare, certo, no, era uno di quelli famosi che lavorava in quelle stanze di cui parlava anche l'avvocato ieri. E l'indennità di cui parlava la signora era un'indennità di rischio che veniva data alla maggior parte del personale, quasi tutto il personale che lavorava in più o meno 3.000 lire indicativamente. Adesso non ricordo esattamente, sì, ma era proprio una quisquiglia. Una quisquiglia. E ricordo che, siccome io ho fatto parte anche del consiglio di base di rappresentanza all'epoca, e lavoravo anche, il mio lavoro poi dopo è diventato quello in amministrazione, io lavoravo all'amministrativo, quindi mi occupavo di pensioni, di stipendi, di robe così, e quindi ero quello che poi dopo, non è che attribuivo, però contabilizzavo anche le contabilità, tutto quello che riguardava la busta paga. E avendo fatto un periodo proprio come rappresentante del personale, io più volte, devo dire, ho chiesto che queste indennità che non servivano a niente, ma fossero indirizzate verso una forma assicurativa, in modo che nel momento in cui si verificava un caso di malattia, la famiglia immediatamente poteva attingere a quella fonte assicurativa per far fronte alle spese, per le cure, per un ristoro. Ognuno di noi cede la sua, la mettiamo in una cassa comune e c'è un gruzzoletto che se a qualcuno serve è lì a disposizione. Tutto questo poi dopo per una questione burocratica, amministrativa, non è mai stata attuata, devo dire non per colpa dell'amministrazione, ma comunque perché le cose in qualche modo andavano così. Ecco. Allora, io vi devo salutare, devo ringraziare naturalmente di essere stati qui a nostra disposizione, parlo logicamente sia di Giovanni Amato e di chi l'ha preceduta, quindi di Aldo Nencini. Sono tematiche purtroppo spigolose, nessuno, come vi ho rimarcato, ne ha parlato. Il nostro dovere è comunque non dimenticare, come ho già detto, perché sono persone che comunque hanno perso la vita per tutelare noi civili e quindi noi italiani. Grazie veramente di quello che avete fatto. Allora, stia comodo qui un secondo, lancio il meteo e dopodiché continuiamo con il nostro discorso e parliamo del gas radon. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta, perché comunque ho capito che potrebbe essere sotto veramente anche le nostre case. A tra poco, restate con noi, se dovete fare domande il numero lo sapete. A voi tutti amici del Triveneto un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vittis. Guardate questo vortice di bassa pressione che ha instabilizzato il tempo
Non solo sul nord Italia, con rovesci temporali anche di forte intensità, ce ne siamo accorti d'altra parte, ma ha provocato anche un generale calo delle temperature, non solo al nord, poi a seguire anche sul centro. Le temperature nelle ultime ore sono calate anche sulle regioni meridionali. Intanto la giornata di venerdì al mattino sereno o poco nuvoloso, situazione abbastanza tranquilla, solo nel pomeriggio avremo la possibilità di rovesci di piogge e temporali sulla fascia prealpina, come potete osservare dalla nostra grafica. In serata i fenomeni cesseranno. Venti deboli, pochi rinforzi, vediamo le temperature minime, stazionarie, piuttosto fresco al risveglio. Anche le massime non faranno registrare particolari valori elevati, anzi tutt'altro. Cari amici, mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, buon proseguimento di settimana.